Orgoglio e futuro. Sono queste le due chiavi di lettura dell'inaugurazione del 39° anno accademico dell'Università di Cassino. L'orgoglio è per i risultati raggiunti dall'Ateneo e che sono stati messi in evidenza dal magnifico rettore nella sua prolusione. Un futuro non certo roseo, ma sicuramente un futuro chiaro. La strada che abbiamo intrapreso è una strada che ci porterà sicuramente ad una situazione di tranquillità in cui vedremo tutto quello che è passato come una brutta tempesta dalla quale si è usciti. Ma oltre all'orgoglio c'è il futuro, quello di cui ha parlato nel suo intervento il professor Bruno Siciliano. È autore di uno dei testi più diffusi in campo universitario. Parla dei robot che tra qualche anno faranno parte della nostra vita, i personal robot, che ci affiancheranno come oggi sono insostituibili gli smartphone. La robotica è passata da un contesto tipicamente industriale al fatto che un domani nelle nostre case, nei nostri ambienti, nelle scuole, negli ospedali, in tutti i luoghi pubblici sarà un oggetto che noi pensiamo possa essere un personal robot e diventerà una tecnologia assolutamente pervasiva, ubiquitaria, al punto tale che non ci faremo più caso. Cioè noi attualmente non facciamo più caso al fatto che tutti quanti hanno questi strumenti, gli smartphone, i tablet, i phablets. Un domani, nei nostri ambienti saranno popolati da questi oggetti. E bisogna anche sgombrare il campo da quella che è una connotazione tipicamente negativa della robotica come i robot come job killers, cioè che prende i posti di lavoro, connotato dall'automazione. In realtà quello a cui la comunità scientifica sta pensando è il concetto di un personal robot, cioè un robot companion, cioè un robot che condivida lo spazio con gli esseri umani e soprattutto serva a migliorare la qualità e la sicurezza della vita.